innanzitutto io vorrei ringraziare tutti voi, perché da qua, immagino anche in mezzo con un po' più di caldo, però è proprio una bella piazza che non si vedeva da tanti anni. E vorrei ringraziare tutti voi perché molti di voi hanno aiutato, hanno collaborato, hanno dato una mano nel distribuire il materiale, nel volantinare, nel convincere un amico. E in mancanza di altre risorse è questa la nostra forza, e quindi ringrazio tutti voi. Consentitemi poi di ringraziare gli artisti che hanno suonato, e Cristichi con la sua band che suonerà più tardi, e insieme a tutti coloro che hanno governato la piazza e hanno organizzato la giornata di oggi, la serata di oggi, che ancora non è finita. E permettetemi di ringraziare De Magistris e Fassino, che sono intervenuti, e Pisapia che interverrà, così come a loro auguro un in bocca al lupo, e sommessamente lo auguro anche a me, a tutti noi. E poi consentitemi ancora di ringraziare Nichi Vendola, che è venuto più volte a sostenere questa difficile campagna elettorale insieme ad altri leader, dirigenti dei partiti del centro-sinistra. E il ringraziamento va anche agli iscritti e militanti di tutti i partiti, che fin da subito, dall'indomani delle primarie, hanno sostenuto con forza la mia candidatura, perché altrimenti, senza questo insieme di cose, senza di voi, senza coloro che hanno lavorato, senza coloro che in modo disinteressato si sono messi a disposizione, senza i partiti, i dirigenti, gli esponenti nazionali, senza l'insieme, senza che tutti noi sia stati uniti, non saremmo andati e non saremmo arrivati fin dove siamo arrivati oggi. Ebbene, è stata una bella campagna elettorale, appassionante, accattivante, seria, corretta, nonostante il tentativo di insulti e di aggressioni che qualcuno ha lanciato nei nostri confronti, ma dei quali, come dire, tranelli non siamo caduti. È stato coinvolgente, è stato appassionante incontrare, discutere, dialogare con quelle che abbiamo definito tutte le caglieri che ci sono: la cagliere del commercio, la cagliere dell'impresa, la cagliere del lavoro quello che non c'è, quello che è precario, e del lavoro che verrà, possibilmente, del lavoro di coloro che ancora lo aspettano, attendono risposte, attendono una città produttiva di occasioni di lavoro, e di coloro ai quali questa opportunità è stata negata e sono dovuti partire e hanno preso aerei, treni per rientrare in città, a Cagliari, per votare al primo turno, e rientreranno per votare al ballottaggio, perché sanno che la vittoria oggi a Cagliari è importante anche per loro, sanno di poter rientrare in Sardegna se gli verrà data la possibilità di fare il master, ma soprattutto il back con lavoro per città. Non è la nostra l'idea di una città felice per pochi, dove in pochissimi, chiusi nelle segrete stanze, nelle stanze del potere, si sia felici e si utilizzi le risorse di pochi per arricchirsi. Bene, dall'affidamento diretto alla mancata trasparenza amministrativa, all'efficienza nella pubblica amministrazione, alla valorizzazione delle professionalità presenti nella pubblica amministrazione, dalle scuole agli uffici del comune, dagli insegnanti a coloro che lavorano nella pubblica amministrazione. Ebbene, a tutti questi lanciamo un messaggio: che troveranno la porta del comune sempre aperta, e spero che quando a noi spetterà governare la città, che non mi trovino neanche all'interno del comune, ma insieme a tutti voi, in mezzo alla gente, a dialogare, discutere dei problemi, ragionare insieme alla città di come affrontare le questioni e di come possibilmente risolvere un problema, visto che la politica degli ultimi anni ai problemi ne ha aggiunto altri di nuovi. Bene, non è la nostra un'idea ostile, nemmeno all'opposizione, la loro, che dovranno fare per 5 anni al comune di Cagliari, mentre noi governeremo questa città. Non è ostile perché laddove arriverà un contributo, laddove loro saranno disposti al dialogo, a ragionare sui temi e persino a votare le proposte, noi accoglieremo le loro idee, le loro proposte, se utili e se saranno un bene per la città. Le forze del centrodestra
considerano il comune come un tesoro, nel vero senso della parola. Una fetta è una torta da spartire. Noi consideriamo invece il comune un patrimonio, perché è composto come casa comune da tutti i cittadini,